Bei tempi, quando i registi ancora servivano a qualcosa, si interessavano, ti curavano, ti titillavano. Adesso ti siedi, sei pronto ad andare in diretta, prendi e va via. No, sono andato a mangiare, avevo fame. No, lei è un rebelotto. Però un po' la colpa è anche tua, perché hai portato i pasticcini. Ti capivi? Io ho portato i pasticcini e loro mi fanno aspettare. È normale. Tra l'altro, siccome voglio cantare in diretta, perché voglio far sentire il mio cuore, no, quando canto. Difatti, più che un cantare sarà un recitare con la musica. Ma che bello. Perché sono chi se da già su, no? Se sono buona da cantare se da già. Perché se stringe stomi, te capi? No, mi previsci. Ma se ti alzi, questo si alza. Sì, ma mi previsci. Come vuoi, puoi alzarti. Può fare Lia Moretti su Radio Padania, ben trovati da Sammy Varin, musica indipendente. Un grande saluto a chi ci segue nella diretta del martedì e sblocchiamo le linee telefoniche, perché lo sapete, quando c'è la Lia Moretti a lei gli fa piacere che le telefonate, ma un grande ciao anche agli ascoltatori del sabato sera. Senz'altro, ma io dico un grande ciao a tutti, anzi ascoltatemi sempre per favore, che mi fa piacere. C'è una telefonata, ma no, chi è arrivata? Chi lei? Di pronto? Pronto? Lei Alberto da Bergamo. Oh signor, ciao Alberto, ma te neanche senti una canzone in diretta e te mi telefoni Gemò. Già si dice. È sempre una gran festa poterti sentire per radio. Tra l'altro, e per questo è un motivo in più per ringraziare Radio Padania. Sammy Varin, dai. Prego. Grazie. Allora, ho qui 4 tue fan che vanno dai 4 ai 14 anni che ti vogliono salutare. Un attimo solo. Sì, grazie. Adesso te le passo. Sì, grazie. Non fate così che dopo la Lia le viene da piangere. Ciao bambini o bambine. Però giusto per una persona come te. Grazie. Già volta la Maria Callas della canzone no, nel senso che c'hai calli. No. Questa è una battuta che non mi piace del Sammy Varin. Al limite lei ne fa meno dei calli, perché è una nemica dei calli. Ma scusa. Grazie. È vero. Grazie. Buongiorno a tutti. Ve le dedico. Vedi che ascoltatori gentili che c'hai oggi. E ce n'è un altro subito. Da Bergamo. Pronto? Oh, che bella voce. Ciao. Aspetta, chi è? La Carla? Sì, sono la Carla di Vigevano. La Carla di Vigevano, io la riconosco subito, la Carla di Vigevano. Ciao Carla, non ho ancora ricominciato? Lo so, ma io voglio salutarti prima. Grazie tesoro, così perché ti avvii meglio. Sì, ti ringrazio. Sono chi se da gioco in me canzone e adesso ve le canto recitandole. Adesso però voglio dire una cosa, Sammy Varin. Oh Madonna. Ci fai stare troppo tempo senza Lia. Brava! Pensa che mi ha detto che la devo chiamare una volta al mese, ragazzi. Almeno. Grazie, Un'ultima cosa, lasciamela dire, è un afflato poetico. La voce di Lia in queste giornate di calore è come una ventata di aria fresca. Madonna. Mi piace. Meno male che l'aria fresca la dia, perché la ventata si sa mai sa lei, dici, fammi che scherzi. Grazie Carla, un bacione a tutti. Ciao anche a te Lia, grazie. Ascoltami ne dopo, perché sono chi se da già e canti in diretta. Ti ascolto sicuramente, guarda, mi siedo e ti ascolto. Grazie. Grazie a te Lia, per la bella voce. Ciao. C'è ancora un'altra telefonata lì. Cosa devo farci? Chi è? Pronto? Pronto, buongiorno, io mi chiamo Giada, seguo Radio Padania non sempre a quest'ora, anzi è stato un caso a quest'ora. Volevo ringraziare tanto perché ho sentito poco fa la bella Gigugin, che è una canzone, non l'ho cantata io, ma è bella. Che è una canzone che mi cantava e mi fischiettava mio nonno molti anni fa, non c'è più, e vi volevo ringraziare perché mi sembrava di sentirlo. Ascoltami, Giada, ascoltami, io non ti conosco, ti do un grande abbraccio, un grande bacio e ti dedico una delle canzoni che adesso canterò in diretta, va bene? Grazie. Ciao! Grazie. Arrivederci. Ciao cara. Grazie Giada, e ci fa piacere, abbiamo inventato il disco della settimana di Radio Padania, che era appunto La Bella Gigogin, proprio perché si trasmette quelle canzoni che le altre radio non trasmettono più, e in questo caso il Marcus con
la Nadine, hanno fatto un bellissimo CD in cui ricantano tutte le canzoni popolari dagli anni 50 in poi. Ci sarà un altro passaggio del disco della settimana questa sera alle 18:30 e gira durante il giorno, va alle 6:30 del mattino, alle 13 e alle 18:30 e anche alle 10:30 del mattino. Ogni giorno c'è una canzone differente e questa settimana c'è Marcus Dardi con Nadine che appunto hanno rievocato i fasti del passato. Ed è forte perché anch'io insomma mi ricordo che la mia mamma, la mia nonna eccetera mi cantavano queste canzoni che adesso non canta quasi. Dopo vendimelo se ce l'hai qui da comprare, per favore. No, ma davvero, ce l'ho davvero. Perché la canticchiavo anch'io prima mentre andava. Ma adesso c'è la Lia Moretti, signori, che per chi non la conoscesse è la signora della musica milanese che interpreta qualche cosa dal vivo, signori, perché non lo so, ha deciso che porta... No, c'è una telefonata. Ancora, chi è? Ce l'ha? Lia, ciao, io sono Maria. E ci siamo conosciuti qualche anno fa a Naviglio, alla sera con la Chiara, il Claudio Merli. Sai quei momenti con Enrico, non so se ti ricordi quei momenti particolari. Solo che è passato tanto tempo, vero? È passato tempo, sì. Comunque ascolta, grazie. Io mi ricordo tutte le tue canzoni. Io credo che tu cantavi le canzoni, correggimi se sbaglio, di Romano Battaglia. No, quelle ti leggevo il libro con le bellissime poesie. Brava, non erano canzoni, me le ricordo perché le leggevo alla radio, posso dirlo? Le leggevo alla radio Meneghina. Bellissimo. Mi sono rimaste molto impresse perché sono di una dolcezza veramente. E poi tu cantavi una canzone che come te non la sento da nessuno. Quale? Quella che dice "E così per non morire". Aspetta. Fa così. E così per non morire devo toglierti dal cuore. Bellissima! Mi emozioni, guarda, veramente, perché non ricordo più. Sì, scusa, non ricordo più. La Elide Suligoi. La Elide Suligoi ha scritto questa canzone. Brava, la musica brava. di Luciano Beretta. Di Luciano Beretta, bellissima. Brava. Ciao bella, grazie. Grazie, lì accanto a tutto, che sei meravigliosa, sei splendida. Adesso ciao. Riuscirò a cantare. Questi drammi interiori e così per non morire devo toglierti dal cuore. Ma come? Mi togli dal cuore così? Ma scusa. È bellissima quella canzone.